Ciao a tutti, tifosi del Napoli. La nostra squadra ha vissuto un'estate di mercato entusiasmante, con ben 7 nuovi arrivi, ma il lavoro non è ancora finito. Oggi vi parliamo delle possibili mosse per la prossima finestra di gennaio, che potrebbe essere decisiva per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Prima di iniziare, vi chiedo di mettere un like a questo video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità sul nostro Napoli. Il mancato addio di Victor Osimhen ha bloccato alcune operazioni, ma gennaio si prospetta un mese chiave per rafforzare ulteriormente la squadra. Tra i nomi che circolano, c'è grande attenzione per la fascia destra, ma il Napoli potrebbe anche decidere di intervenire sulla sinistra, dove solo Spinazzola sembra dare continuità nella fase offensiva. Mario Rui potrebbe essere ceduto, e con lui potrebbe aprirsi la strada per nuovi innesti. Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Patrick Dorgu, giovane talento del Lecce, che potrebbe rappresentare un acquisto interessante per il futuro. Tuttavia, la società azzurra potrebbe decidere di fare un vero e proprio colpaccio rinforzando entrambe le fasce laterali, e non si esclude un ritorno di fiamma per Eric Junior Dina e Bimbe dell'Eintracht Francoforte. E voi, tifosi, cosa ne pensate? Qual è la priorità per il nostro Napoli a gennaio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E come sempre, lasciate un like e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati su tutte le novità del nostro Napoli. Forza Napoli, sempre!